un parere anche da parte di Palmerini proprio per quanto riguarda questo aspetto sollevato da alcuni di un rischio di rallentamento perlomeno del federalismo proprio alla luce di questa manovra che introduce questi tagli forti alle regioni. Condivide queste preoccupazioni? Sì, buongiorno a tutti. Io sono purtroppo sicuro che il federalismo in Italia sarà ben lungi dal vedersi, perché non siamo in grado cioè la struttura proprio del Paese non è in grado di sopportarla. Beh, intanto volevo fare una precisazione da Darsier: non è che è stato fatto una sanatoria per i capitali esportati. Casomai è stata fatta una sanatoria per i capitali prodotti all'estero che non hanno dichiarato i redditi in Italia, cioè il reddito che era stato prodotto all'estero, portato in Italia, avrebbe pagato giustamente il 35, quello che era di tasse, a parte che le aziende poi sappiamo che soprattutto quelle grosse, che sono quelle che vanno all'estero, di tasse non ne pagano perché di fatto hanno bilanci da fame, le hanno portate in Italia tardivamente e quindi hanno pagato soltanto il 5, che comunque bene o male avrebbero pagato lo stesso, e in effetti non è servito a granché a sanare la nostra situazione. Certamente vanno a colpire queste manovre sarebbe anche la prima volta che un governo di destra colpisce i lavoratori, quando invece di solito è la sinistra, mentre i lavoratori autonomi vengono colpiti normalmente dalla destra, un po' tutto rovesciato, così come di fatto il federalismo viene negato dalla Lega, che invece fa Roma Capitale, fa una modifica della legge elettorale regionale che invece è competenza esclusiva della regione, è successo adesso alle regionali, violando la Costituzione. Quindi secondo me il federalismo non si vedrà e resteranno molto gravi le sperequazioni che Ricolfi, citato prima, nel suo libro ha denunciato molto bene, che poi sono confermati anche da dati dell'Agenzia delle Entrate. Noi abbiamo delle regioni del sud, particolarmente Sicilia e Calabria, che hanno un'evasione impositiva intorno al 90%, cioè quasi tutto non viene pagato, poi risultano poveri e disoccupati, invece è lavoro nero. Lo diceva già nel 1995 la Fondazione Agnelli, quindi lungi dall'essere diciamo Che questo tra razzista. l'altro introduce anche l'altro tema che magari vediamo se riusciamo a approfondire anche più avanti, insomma che secondo questa tesi, la situazione nel Mezzogiorno non sarebbe così drammatica come si continua a volerla dipingere proprio alla luce di un sommerso che è enorme, che appunto Esatto. raggiunge cifre superiori all'80%. Se mi permette un secondo, perché altrimenti non ho detto nulla di importante su questo, il federalismo. Abbiamo con i satelliti dei dati precisi sull'abusivismo edilizio. Facendo una mappa fra quello che ha il catasto e quello che risulta costruito dal satellite, abbiamo addirittura il 60% del non dichiarato, cioè il 60% del patrimonio immobiliare del sud soprattutto non esiste a livello di catasto, non paga le tasse. Non è un condono quello che vogliono fare, è una forma comunque di sanatoria certamente, ma è una emersione del nero che servirà, dell'inesistente dal punto di vista fiscale, che servirà poi a pagare ulteriori tasse, ma sarà comunque un federalismo in cui ai comuni, alle province e alle regioni vengono date più competenze, meno soldi e quindi una violazione della Carta europea sull'autogoverno che Allora, dice il giudizio tutt'altro. anche qui su questo fronte, ma a prescindere mi sembra di capire dalla manovra, quindi mi sembra di capire che ci sia una sfiducia complessiva sulla possibilità di arrivare a questo federalismo da parte di Loris Palmerini. Viene ribadito che questa manovra non solo è sbagliata perché colpisce, come ho detto prima, le categorie più deboli, ma è sbagliata anche strutturalmente perché non pone le condizioni per un nuovo sviluppo che dovrebbe essere basato appunto sulla ricerca, sull'innovazione, sulla capacità di dare risposte anche di nuovi prodotti o di nuovi processi. Però sul fatto che questa manovra si debba portare a termine, voglio capire intanto se si è d'accordo tutti oppure no. Se a questo punto, visto che questa manovra ancora non è stata firmata e controfirmata, se qualcuno auspica che venga invece bloccata, che venga presa un'altra scelta, un'altra decisione. Lei Palmerini cosa pensa? Guardi, pur avendo i dati sbagliati, Darsier ha tracciato uno scenario abbastanza probabile. Perché i dati sono sbagliati? Perché è vero che il debito pubblico è scoppiato del 18%, ma il debito pubblico è qualche cosa grande più di quello che noi produciamo ogni anno, cioè del PIL, no?
e di conseguenza di questo PIL che noi produciamo allo Stato diamo circa il 20-30%, per cui quello che è scoppiato di debito pubblico sarebbe non solo tutto quello che si è mangiato, che non abbiamo prodotto per un anno come dimensione, ma molto di più, cioè non è quel 5% di calo dell'economia che ci spiega lo scoppio del debito pubblico, è proprio il debito pubblico che sta scoppiando e non riusciamo più a pagare gli interessi, è già scoppiato. E questo noi non vogliamo dirlo, nessuno lo vuole dire, ma se ci mettiamo a tavolino il debito pubblico ci strangolerà. Ormai lo Stato italiano non spende più niente per fare i servizi, sta lasciando a casa anche i dipendenti statali, non dà nulla all'economia perché deve pagare gli interessi. Insomma, sta politica ha fatto flop. No, ma no, questo è il risultato so. di centrodestra, centrosinistra degli ultimi 15 anni. Quindi cosa succederà? Ma con Prodi non succedeva questo. Io non ho interrotto. No, ho detto 15 anni, c'era anche Prodi in mezzo. No, cioè, non succedeva questo. Il problema è che se non si colpisce... È diminuito? Io sto anche zitto però. No, beh, siccome che lei ha detto che io ho dato dati sbagliati, allora sì, se mi permette, durante il governo Prodi è diminuito il debito pubblico. Io ho detto sbagliato perché lei ha detto che il debito pubblico è scoppiato a causa della gestione economica. Sarebbe scoppiato comunque. Perché non dipende assolutamente da nulla, ormai non ci si può fare più nulla. Se voglio, casomai dopo prendiamo un po' di numeretti. Quindi nessuna manovra risolverebbe il problema, secondo lei? Il problema è che oltretutto questa manovra che stanno facendo non sviluppa produzione, non va a riattivare l'economia e questo produrrà un rinculo, ci saranno ulteriori aziende che chiuderanno, senza considerare che le ultime crisi finanziarie delle ultime 2-3 settimane hanno bruciato già un altro terzo di quello che è successo nel 2007. Quando scoppiano 100-200 miliardi bruciati in borsa, dopo un anno e mezzo abbiamo avuto la crisi, quindi quello che è stato bruciato nelle ultime settimane lo vedremo fra un anno. Oltretutto c'è questo problema, che i paesi usciti dalla dittatura comunista come la Cina, che hanno una popolazione molto giovane, molto formata, che non hanno avuto dominazione occidentale, hanno avuto una dominazione, sì, vabbè, Marx era occidentale, d'accordo, però hanno una popolazione molto giovane, addirittura incentivano le aziende ad andare lì a lavorare senza pagare tasse per 100 anni in certi stati della Cina. Di conseguenza noi abbiamo di fronte ancora 20-30 anni prima che l'ondata cinese si calmerà. Che cosa facciamo nel frattempo con le nostre aziende? Ormai sviluppare ricerca è quasi troppo tardi, non riusciremo più a essere competitivi. Allora, la fermo perché voglio sentire i pareri di tutti, Palmerini. Parlo sull'aspetto che lei ha citato del recupero dell'evasione fiscale. Prima Palmerini ha citato dei dati che sono, come dire, stati diffusi ancora tempo fa, addirittura in un libro di grande successo appunto dell'economista Ricolfi, che non è necessariamente un economista di destra, che ha sottolineato come ogni anno il trasferimento di risorse dal nord al sud ammonta ad almeno 50 miliardi di euro e ha ricordato come appunto mediamente l'evasione fiscale nelle regioni meridionali assuma cifre in proporzione e in percentuale spaventose. Sì, allora siamo d'accordo però che allora dobbiamo recuperarla, perché per esempio Panebianco, parlando dei tagli, dice una cosa secondo me molto amara, ma che purtroppo secondo me ha anche un certo fondamento, perché dice i tagli indiscriminati, non parla del recupero dell'evasione ma parla appunto delle misure di questa manovra, dice giustamente Ricolfi, trasmettono un senso di iniquità, perché colpiscono allo stesso modo gli enti virtuosi e quelli viziosi. Verissimo, ma il fatto è che misure mirate, concentrate proprio là dove si annida lo spreco, sarebbero politicamente destabilizzanti. Lo dico da 10 anni. Ovviamente i tagli selettivi colpirebbero prevalentemente, non solo, ma prevalentemente, le istituzioni locali del Mezzogiorno. Esatto. Tenuto conto che il consenso del Sud è decisivo al fine di vincere le elezioni, quale governo se le può permettere? L'ha letto dal mio sito Panebianco questa cosa. Com'è? L'ha letta dal mio sito, pari pari. L'ha letto dal suo sito, ecco, lei ne ha il professore, voglio dire, Panebianco non più. Allora, alla fine, lei dice, andiamo a velocemente in pubblicità, prego. Io ho 42 anni, mi sono interessato di politica a 20, sono 20 anni che sento questi discorsi totalmente inutili. Abbiamo una realtà che ci prende a sberle, stiamo andando in bancarotta, fra un po' siamo messi veramente a cartoni, la Sicilia sta per fallire, l'hanno già detto, e questi continuano a parlare di unità di sinistra, destra e sinistra, di unità d'Italia. Cioè, vi rendete conto che arriva 1 miliardo di cinesi e si fa chiudere le fabbriche o non ve ne rendete conto? E allora la soluzione è dividere l'Italia? La soluzione è che per realizzare una confederazione, a parte che in Europa l'Italia non ha nessun senso, perché il Parlamento europeo fa le leggi, l'Italia le recepisce e poi le applica